Ciao a tutti, sono Mr. L, ho 24 anni e faccio musica. Sei nella guest house, negro, questa è la mia genga, questa è la mia genga, questa è la mia genga. Siamo i capi della... Ho iniziato a fare musica dopo un periodo difficile nella mia vita, in cui davvero stavo passando l'inferno, posso dire. E avevo proprio bisogno di una valvola di sfogo. Tramite la musica, tramite i miei testi, sono riuscito a superare questo brutto momento e andare avanti. La musica proprio mi ha aiutato tantissimo, infatti i miei pezzi iniziali erano proprio crudi perché stavo vomitando tutto quello che stavo passando. E questo è il vero motivo per cui ho iniziato a fare musica, non per una vera e propria passione, ma perché avevo bisogno di sfogarmi, proprio per questo. Beh, niente, penso come tutti, come ogni ascoltatore medio, ho ascoltato grandissimi artisti come 50 Cent, Eminem, sono usciti con loro, artisti italiani, Marrakesh, però il mio artista italiano rimane Mondo Marcio per il flow, la qualità dei testi, per me è il migliore in Italia. Però ti dirò, cerco sempre, nonostante mi ispiri a loro, di rimanere vero col mio stile, ok? Di non copiare, perché questo fanno tanti rapper che vedo, però bisogna cercare di tenere la propria originalità perché sennò non c'è niente di arte. Come da Gesù fecimo una casa, giallo, bianco, nero, tipi di ogni razza, fumi, vendi nero, la tipa dice basta. Allora, con la mia musica cerco di portare l'ascoltatore nel mio mondo, ok? E nel mio mondo cerco di descrivergli la mia realtà, quello che vivo, quello che ho vissuto e come sono le difficoltà che dobbiamo attraversare ogni giorno, più o meno, ok? Adesso senza troppo ingigantirla, per esempio il fatto dello snitch sembra una cosa da poco, ma tutti più o meno si trovano nella situazione di dover snitchare o non snitchare e sono pochi che scelgono la strada giusta, ok? E ne parlo tanto nei miei testi perché questo fa parte del mio mondo, della mia etica, che essere una persona vera vuol dire anche sapersi prendere le responsabilità nonostante le difficoltà, questo. Come per esempio il mio ultimo video, Genga, ok? Ho voluto parlare di Genga, uno per mettere le basi, perché essendo comunque i miei primi pezzi, ok? Ho voluto mettere le basi e come non partire presentandomi con la mia Genga, ok? Genga è stato un pezzo che ho scelto di farlo quello come primo pezzo per presentarmi con la mia Genga, chi siamo, cosa facciamo e cosa facciamo le tue parole a rime sul pezzo e niente, ho voluto fare anche un ritornello semplice in modo che comunque possa essere abbastanza diciamo che possa andare virale in giro, ok? E per questo comunque tanti mi hanno anche diciamo un po' mezzo criticato il ritornello che sia sempre ripetitivo, questa è la mia gang, questa è la mia gang, ok? Però vedo che va in giro, i numeri li sta facendo su YouTube, in 4-5 giorni siamo già quasi a 1500, ti dirò, per essere un paesino come Soligo, essere all'inizio, non mi lamento, sono anche più che soddisfatto. Negro, questa è la mia genga, questa è la mia genga, questa è la mia genga. Siamo i capi della street, sì, questa è la mia genga, questa è la mia genga, questa è la... Ti dirò sì, è vero, il rap diciamo è un po' un genere volgare, ok? Però essendo nato in strada, perché il rap è nato in strada, cos'altro puoi pretendere, ok? Perché ti racconta, è volgare perché è grezzo e puro, ok? E ti racconta la realtà di strada senza nulla togliere, senza nulla aggiungere. Quindi per forza ci possono essere parti un po' crudeli, oppure magari testi pieni di parolacce, ma però vanno a rafforzare il concetto che l'artista ti vuole trasmettere, ok? Questo è il rap. Rap è semplicità di strada, comunque è una realtà di strada raccontata su un beat, su una base, su un strumentale. Questo è il rap. ILF, madre I like to fuck. Aspetta finché il tempo regge, mentre le faccio un attacco. Distinguimi da questo glitch. Come progetto futuro ho a breve da fare un featuring con Sesino, ok? Ex Game Bam, ok? E sicuramente sarà una bomba. Speriamo di riuscire a farlo uscire col video entro fine anno. Un altro progetto in serbo è con Dross, che devo molto, che saluto, ok? Il progetto con Dross però è molto più complesso, adesso vogliamo fare... Diciamo che è molto più complesso, quindi ne vedrete delle belle. Fare le rime non è proprio facile come dicono, ok? Può essere facile, però nel contesto di rap, di fare musica mentre fai le rime, non è la stessa cosa. Perché uno, devi fare le rime di contenuto, che abbiano un senso, ok? Nel discorso, in quello che stai dicendo. E in più, sul fare musica, oppure prendiamo proprio nel mio genere, sul fare rap,
devi fare le rime seguendo una determinata metrica che va cambiata man mano che vai avanti, ok? Quindi non si limita soltanto sul fare le rime, ok? Significa fare le rime seguendo la metrica perfetta, ok? Alternandola, ok? E anche stare dentro il suono, perché ogni strumentale, ogni base ha il suo determinato suono che deve avere per essere perfetta. Quindi rappare, fare musica non è solo un discorso di fare rime, è un insieme di cose insieme, perché le rime si limita sul scrivere, però dopo si va in studio, la voce, c'è una serie di cose sta dietro. Per esempio rapper che stanno all'inizio come me, i rapper emergenti, devono affrontare una marea di cose. Adesso non voglio ingigantire la cosa, ma però stare dietro a tantissime cose, tra scrivere, andare in studio, registrare la canzone, stare dietro con il video, fai tutto, ti fai anche da manager da solo perché devi pubblicarla, la sponsorizzi, diciamo che è un bel lavoro tosto, bello impegnativo. Infatti chi mi conosce in quel periodo sono abbastanza nervoso, abbastanza che è meglio lasciarmi stare, perché comunque è una serie di cose da gestire. Però ti dico, quando lo fai volentieri, che è una tua cosa, che tu ci credi, non senti neanche quasi il peso. Bella gente, siamo alle conclusioni. Io sono Mr. L, trovi la mia musica su Spotify, su tutte le piattaforme. Seguimi su YouTube, Instagram, Spotify, ovunque, per rimanere aggiornato. Ci si becca in giro. Bella zio. Sta qui mi sto dopo un beef, yo.